quello che hanno fatto loro. Perché vi dico questo? Perché sembrava brutto in un capolavoro che ha fatto Adolfo immettere certe situazioni, principalmente adesso che il Napoli sta riprendendo la sua via dopo il campionato di 2 anni fa, sarebbe veramente una gaffa. Siccome mio padre mi ha insegnato, scusate, la vita uno deve rispettare tutti, perché sarai sempre rispettato. E io questa situazione in questa città lo porto proprio con tanto orgoglio. Orgoglio perché hanno la fantasia, quella che noi abbiamo in Brasile, naturalmente non in tutto il Brasile, però José è mio testimone. Si andava a giocare, lui giocava a San Paolo, trasferta di 1000 km, io giocavo a Rio, trasferta di 100 km. E si andava cantando, si andava con i tamburi, cioè questa fantasia qui è sorta proprio nel discorso che il mio grande amico ha fatto quando ha detto il fatto del colore. Lauro ha detto, ma voi potete credere che nel 1962, spendendo 102 milioni per acquistarmi, poteva essere un fatto del genere? E questa chimica mi ha attratto, anche nello spogliatoio a Napoli si scherzava sempre e siamo andati così in questo, diciamo, panorama. Io sinceramente non ero e non sono stato Maradona, però io non potevo camminare. Dicono che io sono vomerese, ma il vomero lo adoro. E chi mi tirava di qua, chi mi tirava di là, i ragazzini allora, nero, nero, io facevo bianco, bianco. È stato un discorso meraviglioso. Poi nel 63 ho incontrato la mia futura compagna di vita, mia moglie, sposata sacramente. Ne abbiamo fatto 2 figli, 4 nipoti e un pronipote, si dice. Noi siamo bisnonni. Questa situazione mi ha fatto invecchiare troppo, solo perché io vivo per lui. Per quanto riguarda voi altri, io vorrei abbracciare tutti, perché sono amato particolarmente nei confronti degli altri. Io sono stato, ho già fatto cose. Il tuo sogno, quello cioè di avere anche il riconoscimento della cittadinanza napoletana che ti spetterebbe di diritto, il tuo amore anche, perché noi ovviamente oltre che di sport parliamo anche di vita vissuta, di hobby, di passioni. Lui ha una passione anche per la cucina, ok? Insomma, da dove vogliamo cominciare, Faustino? Meglio quando cucina la signora dopo lo diciamo sta cosa, dopo la diciamo. Vabbè, per il momento diciamo che lui è appassionato. Inizierei del minimo, perché comincio a soffrire troppo con i dolori che ho. Sono stato convalescente fino alle 4, alle 16 di oggi. Mi hanno fatto uscire per onorare questi meriti che mi state dando, ma che probabilmente non lo merito tutti. Perché dico questo? Perché la prima cosa che mi ha detto il mio scrittore Adolfo Monichelli, come ti chiami? La prima cosa che l'ho gradita di più
E quando lui mi ha detto, guarda, che le porte sono aperte per te di poter fare un altro libro. Io sono rimasto, non me l'aspettavo mai e poi mai. Praticamente quella di un vicolo di Napoli, di uno spaccato di un vicolo di Napoli, in cui in primo piano c'è una scala. Ebbene, questa scalinata di fatto non esiste, l'abbiamo creata noi, i nostri grafici hanno realizzato questo composite che comprende appunto la famosissima scalinata di Rio de Janeiro, la Selarón, e praticamente che è fatta appunto dall'artista cileno Selarón, che la definì anche il suo tributo al popolo brasiliano, ed una dei quartieri spagnoli decorata con i colori del Napoli, il bianco e l'azzurro. Tutto questo sta a sottolineare